anche voi, io già vi metto la colonna sonora e cerchiamo anche di raccontarvi delle storie e andando oltre a quelle che sono le etichette che in qualche misura dominano il modo di fare informazione di altri elettrodomestici tipo il computer o la televisione. Qui siamo la radio e possiamo anche permetterci il lusso di andare a guardare le cose un po' più in profondità ed è quello che vogliamo fare con il nostro ospite, che ospite è fino a un certo punto perché è un testimonial d'eccezione del referendum per abrogare la riforma Merlin ed è Efe Balla. Buon pomeriggio Efe. Salve. Buon pomeriggio a tutti, salve, salve. Allora, Efe Balla, a proposito di etichette, quando si leggono i giornali, se ne sente parlare, viene spesso così utilizzata questa cosa, la transessuale, il transessuale della Lega e si gioca, si scherza con questa ambivalenza, da una parte il leghismo, quindi il celodurismo e dall'altra parte il fatto che sei un transessuale e in qualche modo si dà una rappresentazione macchiettistica che serve anche per disinnescare in realtà quello che è una storia personale, che è una storia tua, ma anche la storia di tante persone come te, giusto Efe? Allora, io vivo in Italia da 16 anni, quindi ovviamente ho una storia anche abbastanza complicata, devo essere sincera. Poi non ho mai fatto caso che magari anche in qualche giornale dicono il transessuale o in qualche altro giornale o canale televisivo dicono la transessuale. Ho dato sempre l'importanza alle persone per ciò che pensano e per ciò che sono, quindi non ho mai fatto caso, non ho mai fatto problemi di questo genere. Poi dall'altra parte ho sempre detto che sono un uomo, ma un uomo particolare, quindi ho sempre usato un po' di ironia per non pensare, per non creare problemi sulla mia sessualità. Detto questo, in 16 anni non ne vado molto fiera con il lavoro che faccio, ovviamente, anche perché sì, il lavoro più vecchio del mondo, della storia, ma un lavoro che da sempre, un lavoro particolare, uno non può essere fiera perché fa questo lavoro, quindi neanche io. Però ne sono fiera di tante altre cose, ne sono fiera che non sono mai stata arrestata, denunciata né da un mio cliente né di una persona qualsiasi, magari una che vive nel mio palazzo, non so, magari uno che ho incontrato in strada. Né che non ho mai avuto da fare, non ho mai avuto da fare con la giustizia, cioè non sono mai stata arrestata, nulla. Ho sempre fatto questo lavoro in un certo senso all'inizio molto meno professionale, ma da 4, 5, 6 anni molto più professionale. Ed io vivo nel mio nido con i miei 3 cani che vengono dal canile, che al giorno dedico in circa 2 ore al mese, 3 ore loro, portarli fuori, pulire dietro, dargli da mangiare e dall'altra parte faccio tante volte anche ironia, dico il tempo che dedico ai miei cani non dedico a nessun uomo, nessun cliente, che sia povero, che sia bello, che sia ricco, che sia super figo, a nessun uomo. Poi c'è mia mamma che ha 75 anni che viene a trovarmi ormai da un po' di tempo, che vive con me perché finché vive con suo figlio pazzo, fuori delle righe o con la sua figlia, diciamo così, sempre con un po' di ironia, lei sta bene. Quando invece sta lontana da me ha dei problemi, non riesce poverina magari a dormire, viceversa, sa tutta della mia vita. All'inizio ovviamente è stato molto difficile per lei a comprendere, capire, accettare, eccetera. In realtà oggi, dopo tanto tempo che faccio, insomma ha accettato un po' di tutto, vuole vedermi felice, sa che un giorno vorrei smettere, sa che un giorno vorrei cambiare totalmente la vita, potrei entrare in politica magari, o potrei cambiare il mio paese, posso ritornare in Istanbul, vivere in una fattoria con i miei cani nel modo più semplice possibile, mangiando ogni giorno ciò che vorrei, ingrassandomi 50 kg. Se non che magari anche in Istanbul potrei trovare un lavoro normale, o un giorno anche potrei trovare un lavoro normale, non la politica, non televisione, non spettacolo, ma un lavoro semplicissimo, normalissimo, come lavorare in un negozio come una commessa, se non che lavorare in un altro posto, per normalizzare un po' la mia vita, perché arriverà anche quel momento che non lavorerò più come una prostituta. E basta. Poi si sa che io tengo la Lega, tanti mi chiedono, oggi ero al bar,
vedendo il Corriere della Sera ho fatto vedere il giornale ai ragazzi che lavorano al bar qui sotto casa mia, e uno tra l'altro molto carino mi dice: ma sì, ho visto, però dai, su, sei con la Lega, sei con Salvini. Ho detto, allora cosa c'hai con Salvini? Cioè, che male c'è? Purtroppo ci sono tante persone che non riescono a accettare ancora che la Lega cresce, sta crescendo, sta diventando uno dei partiti più importanti d'Italia. La Lega nuova, quella più giovane, quella anche con dei testimonial come me un po' così particolari, è una nuova Lega che vorrebbe in primis italiani, i loro diritti. Io vivo qui da 16 anni, ripeto, e dopo 15 anni sono tornato un anno fa in Istanbul, quindi sono maturata, cresciuta, ho fatto tutta la mia vita qui. Mi ricordo 15 anni fa com'era, oggi com'è, quindi capisco perfettamente i problemi che soprattutto la Lega sorprende, che parla, che fa vedere, che fa discutere. Anche per questo motivo tengo la Lega e ne sono molto fiera. Hanno anche distrutto una mia affissione in Luigi Magno, perché lì c'era scritto io voto la Lega e tu, allora forse per questo hanno fatto anche un po' di problemi con la mia affissione. Abbiamo con la tua sezione, perché tu ormai ti consideri, sei parte del partito, quindi è la tua sede, vai alle riunioni del partito, quindi Efe. Io ci credo molto. Allora, io sono una persona molto timida, devo essere sincero che quando c'è tanta gente, anch'io sono timidissimo, al bar non ci vado neanche, o in aereo quando entro e mi tremono le mani, o quando vedo Salvini come ieri comincio a balbettare. Vabbè, quello poi è l'amore e diciamo così, lasciamo un attimo da parte questo passaggio. Efe, io avevo una domanda molto seria da farti, te la faccio prima che incominciamo a sghignazzare, perché stavamo per andare su quel crinale. Ci eravamo lasciati prima della pubblicità con una domanda: il lavoro della prostituzione non è un lavoro come tutti gli altri, l'hai detto anche giustamente tu, però c'è chi dice che questo lavoro è per forza uno sfruttamento e non è possibile che una persona decida di farlo volontariamente. Io non ti chiedo per forza di raccontare la tua esperienza, però certamente... No, io ho fatto sempre con la volontà, conosco tante altre trans o le donne, le ragazze che fanno questo lavoro con la loro volontà per arrivare fino a un certo punto, per poter creare una vita, per poter fare il naso, un'operazione estetica, per poter comprare un appartamento, per poter, come dire, avere un po' di soldi, poi magari cambiare la vita. Questo capisco, e queste ci sono tante, anche i transessuali per esempio si operano, diventano delle donne, poi magari cambiano totalmente la vita, non continuano a fare la prostituta per 50 anni. È un lavoro che chi può fare come me per tanto tempo, chi dall'altra parte magari si trova molto stressante, un lavoro poco dignitoso, difficile da gestire, dopo un anno, 2 o dopo 6 mesi può anche cambiare. Finché non è un reato, finché uno fa con la volontà, e vi assicuro che ci sono tante persone che fanno anche con loro volontà, e vi ripeto, per arrivare fino a un certo punto, per trovare un po' di soldi, per arrivare a fine mese, ci sono anche uomini che lo fanno anche, non è un lavoro ormai al giorno di oggi, grazie anche a internet, social network, così nascosto, è aperto davanti a tutti, ci sono tanti siti, centinaia di siti dove ci sono uomini, donne, trans e viceversa, quindi, e vi ripeto, forse non è un lavoro da fare per tutta la vita, però tante persone lo fanno con la loro volontà. E quello che fanno con la volontà, che vorrebbero creare una vita da questo lavoro, almeno dare un'iniziativa facendo un po' di questo lavoro, guadagnando un po' di soldi, sempre hanno diritto di un po' di dignità, un po' di regolarità, un po' di normalità nella loro vita. Ed è quello che quindi si chiede. Bisogna regolarizzare, bisogna dire chi viene sfruttata, schiavizzata, ovviamente questi signori devono entrare in galera e dobbiamo proteggere, difendere chi viene schiavizzata e sfruttata dai racket. Questo è già un reato, c'è già e punto. Poi dall'altra parte ci sono centinaia di ragazze che lavorano, o trans o uomini, fanno o qualche volta anche part time come hobby per arrotondare, o piuttosto fanno come me professionalmente, vorrebbero pagare le tasse, o almeno io per il mio nome parlando, io vorrei pagare le tasse, perché siccome è un rapporto molto aperto con tutto, quando cammino sul marciapiede, quando vado in ospedale, quando prendo un tram
o quando sono in giro vorrei anche dire un giorno anche io ho contribuito qualche cosa a questo paese per poter meritare di questo servizio. Io voglio soltanto questo. Poi ripeto, c'è la Chiesa, c'è chi non assolutamente accetta questo lavoro come un lavoro, sempre parlando di dignità, di diritti, viceversa. Ebbene, allora con questi soldi che io o tanti altri come me che possono dare allo Stato in cambio di un po' di aiuto sociale, un po' di regolarità, un po' di normalità, possiamo dedicare ai bambini disabili che quest'anno, grazie a Renzi, hanno tolto il fondo, tantissimi soldi dai malati e soprattutto per i disabili, anche per i bambini, possiamo aiutare loro. Seppure anche lì ci sarà qualcuno che dirà qualche cosa, bene, creiamo qualche parco per gli anziani, per pensionati, certo, però, insomma, per anziani che vanno a camminare un pochettino. Utilizziamo queste Dico risorse, anche qualcosa per questo, allora creiamo 2 o 3 canili per i cani randaggi. No, certamente, no. Il ragionamento è chiarissimo, Efe, sei una delle poche persone in Italia che chiede di pagare le tasse e non te le fanno pagare, questo è un altro dei paradossi. Io ho dei diversi bollettini, vivo questo problema sulla mia pelle e vorresti pagarle, faccio anche le pubblicità, però io non ho più una vita, non ho più un conto corrente, non posso più comprare una macchina, non posso più comprare una moto, non posso più aprire un conto corrente, nulla, perché in caso che facessi una di queste cose posso avere un pignoramento totale. Perciò in questo momento sono italiana, vivo in Italia, faccio anche, adesso anche vado in Istanbul per le cose che riguardo lì, però non ho più diritto di vivere in Italia perché sono considerata un evasore fiscale. È chiarissimo, per un lavoro che non c'è, un'altra domanda. Pagare le tasse per un lavoro che non esiste. Chiarissimo, Efe, avevo ancora un'altra domanda da farti. Oltre a questo aspetto molto importante che riguarda te, ma riguarda tantissime persone che liberamente fanno questa professione, se così la possiamo chiamare, c'è un'altra cosa che volevo chiederti, proprio a te che comunque hai in qualche modo in 16 anni attraversato o lambito anche delle zone che finché sono nell'illegalità immagino valga la legge del più forte e quindi anche i soprusi valgano doppio, no? Perché quando sei nell'illegalità nessuno ti difende. Ci puoi far immaginare per persone che questo mondo, fortunatamente per loro, magari non l'hanno mai neanche lambito, di che tipo di girone dantesco a volte parliamo? All'inizio, quando ero appena arrivato in Italia, che un po' anche per uscire, un po' anche per poter cominciare, camminavo nelle zone tipo Melchiorre Gioia così. Siccome sono nata in Istanbul, ero nuova, ero appena arrivata in Italia, ma non volevo proprio lavorare, ma anche camminando, cazzeggiando, diciamo così, sono stata ricattata dalle altre trans, che quelli che lavoravano qui da anni, chi ha voluto picchiarmi, chi ha voluto graffiare la mia faccia con una bottiglia rotta. Queste purtroppo sono le cose che sono capitate a me. Io ho potuto difendermi perché, ripeto, all'inizio è stato come un gioco, quindi uscivo appena sentivo qualche pericolo, tornavo a casa, non uscivo più per un paio di giorni, non mi facevo vedere e mia famiglia mi dava dei soldi, quindi non avevo proprio neanche questa super necessità di lavorare per forza. Però ovviamente un lavoro molto particolare. Allora, tante persone pensano che noi dobbiamo scappare dalle polizie quando, almeno quelli che lavorano in questo momento sulla strada, pensano che magari qualcuno penserebbe che quando vedono i poliziotti scappano. Invece no, perché i poliziotti o i carabinieri sono comunque alla fine nostri amici, cioè loro si avvicinano e dicono guarda stasera non puoi stare qua, te ne vai via e esci magari domani perché stasera non puoi. Ebbene, invece quando arriva un zingaro, no, piuttosto un personaggio ubriaco, io adesso qui non voglio neanche dire comunitario, extracomunitario, no, non è quella la questione, tipo di persona, certo, con un coltello che ti vuole derubare o piuttosto, ma anche chiamando a casa. Io ho subito nel 2006 è arrivato un cliente, poi appena è arrivato lui sono arrivati altri 2 bussandomi la porta dicendo che sono poliziotti per controllare perché c'è stata una denuncia e viceversa. E io all'epoca ho aperto la porta come una scema, ho trovato 3 uomini insieme che mi hanno derubato, mi hanno rotto una costola ho avuto il rapporto tutto, ho dovuto mettere il sistema di allarme con collegamento con la polizia, con IVRI, viceversa, sì. Cioè, insomma, è un lavoro in cui, ecco, là mi sono vergognata moltissimo perché ho dovuto chiamare ovviamente i carabinieri. Quando arrivano i carabinieri c'è un disagio totale,
che ti fa ancora peggio di quelle che hai subito. Perché? Perché la prostituzione, sì, non è un reato, ma non è neanche un lavoro. Cioè, quando arrivano ti guardano con quell'aria che ti dicono se non facevo questo lavoro non sarebbe successo, noi non possiamo aiutarti granché, cioè in quell'area lì. E che è verità. Invece se ci sarà una regolamentazione su questo lavoro, i poliziotti, anche i carabinieri, devono aiutarci come penso che facciamo un lavoro normale, anche che in strada intendo che ovviamente non è una cosa bella, ma io sostengo sempre che qualcuno ci sarà sempre in strada, è impossibile toglierli Certo. da tutto, o chi lavora ovviamente in casa come me da anni. Questi sono i disagi che io ho visto in tutta la mia vita in questo lavoro. Io vorrei essere considerata una lavoratrice normalissima, con dei diritti, con anche i diritti di chiamare la polizia quando c'è mai un'aggressione verso me da un deficiente o da 3 deficienti che mi rompono una costola. Queste cose qui che sogno, cioè sogno un'Italia, visto che adesso ci stiamo pensando di tutte queste centinaia di migliaia di persone che arrivano, dobbiamo pensare al loro futuro, dobbiamo dargli un lavoro, un po' di dignità, un po' di normalità a loro. Ebbene, ci sono 70.000 prostitute, togliamo la metà, un 30-40 mila di queste prostitute, che sia donne, transessuali, uomini, hanno bisogno di una normalità, hanno bisogno di una regolarità e sono tanti anche cittadini italiani come me, quindi bisogna prima di tutto aiutare le persone che sono già qui, che non hanno le regole nella loro vita, e poi magari possiamo anche pensare dell'altro, altre persone. Sarebbe bello aiutare tutto il mondo, tutti quelli che vengono e ci chiedono l'aiuto, ma quando ci sono tante cose da fare nel nostro paese, io inviterei tutti i politici un po' anche a vedere questo problema che purtroppo negano sempre di vedere e buttano subito l'argomento in cui poca dignità, c'è sfruttamento, quello. No, io la mia dignità ho creata da sola, vivo veramente in un modo molto tranquillo, non ho, ripeto, avuto un reato nella mia vita, ne vado fiera con questa cosa qua, non con il lavoro, ma come mi sono comportato in Italia in 16 anni, ne vado veramente molto fiera, e grazie a tutte queste cose qua voglio i miei diritti di poter pagare le tasse, non dico una pensione in futuro, tantomeno che quello già sarebbe una cosa incredibile, se mai un giorno diventasse la realtà, però almeno diritti sociali, non lo so, Sei stata chiedere un mutuo chiarissima, o piuttosto poter dire dove ho trovato soldi perché ho comprato una macchina, anche una macchina piccola, per poter rispondere agli certo. istituti che ti fanno i controlli Anche come perché fisco, come quelli furbi creano il centro massaggi, creano quelle cose, insomma, che vediamo anche nelle pagine dei giornali, che sono delle cose palesemente ambigue, ma vengono fatte così, proprio per aggirare una norma che deve esserci. E se volete che ci sia, andate a firmare nei comuni. Grazie mille, Feballa, ti dobbiamo Grazie a salutare. voi. Grazie mille. Salve, arrivederci, buon pomeriggio a tutti, buona Grazie serata. mille carissima, un minuto di pubblicità e poi ce ne andiamo in Veneto in questa nostra puntata molto freudiana. Questa mezz'ora è stata freudiana, inutile che vi dica perché. Tra poco anche in Veneto vedremo di mettercelo dentro il Sigmund. Per ogni modo di vivere la città c'è una Adam.
se non del tutto, del fatto che il 31 di questo mese ci sono delle regioni molto importanti che vanno al voto, la Liguria, la Campania, la Puglia, ma anche, direi soprattutto, la regione Veneto. Il 31 maggio va a votare questa strana pratica che in le altre parti d'Italia non viene più espressa da qualche anno. In Veneto invece il 31 maggio andranno a votare e noi cerchiamo di guardare dentro questa campagna elettorale, lo facciamo con uno dei nostri ormai rituali dibattiti e quindi presentiamo subito i nostri ospiti. Partiamo con il campione, quello che gioca in casa, perché questa è Radio Padania Libera e quindi abbiamo un esponente della Lega Nord che è Alessandro Montagnoli, candidato al Consiglio regionale Veneto. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio, buona Padania a tutti. Alessandro, sei pronto? Guarda che tu sei quello che gioca in casa, sei quello che ha tutto da perdere. Prontissimo. Prontissimo, perfetto, diciamo poker face, non possiamo vederla ma possiamo immaginarla. E invece è, diciamo, lo sfidante, viene qui nella nostra Fossa dei Leoni, Giancarlo Piva, che è un candidato al Consiglio regionale sempre Veneto del Partito Democratico ed è sindaco del comune di Este. Buon pomeriggio Giancarlo. Buon pomeriggio a tutti e viva l'Italia! Ecco, incominciamo bene, grazie mille Giancarlo. Senti, allora partiamo da questo dato. Allora, la prima domanda la faccio proprio al nostro Giancarlo Piva del Partito Democratico. C'è stato un po' così di notizia del fatto che all'inaugurazione di Expo Luca Zaia non ha cantato l'inno d'Italia, peraltro l'inno d'Italia modificato. Ti volevo chiedere per prima cosa a te come esponente del Partito Democratico se secondo te cantare o meno l'inno d'Italia è un fatto politico o è così una notizia riempitiva che ci distoglie dai contenuti delle battaglie che si devono fare in Regione Veneto? Ma guarda, io credo che quando si porta una fascia tricolore o comunque quando si rappresenta un'istituzione c'è un dovere che viene prima del nostro credo politico e quindi per quanto mi riguarda, a parte il fatto che credo nell'unità d'Italia e credo nei valori che hanno costituito la nostra nazione, in ogni caso credo che tutti quando abbiamo una responsabilità istituzionale dovremmo sentirci carichi di questa responsabilità istituzionale. Quindi se vogliamo la notizia per me è questa. Quindi il fatto che una persona che ha una responsabilità istituzionale, che è un presidente di una regione, si rifiuti di cantare in Italia, oppure la cosa peggiore sarebbe che magari neanche lo conosca, sarebbe ancora peggio. Insomma. No, quelli sono i calciatori, dai, non i governatori. Ecco. Allora, Montagnoli, la stessa domanda ribaltata, va a te: cantare o non cantare l'inno d'Italia in una regione che comunque ha una tentazione indipendentista come il Veneto, e lo rilevano molti sondaggi che periodicamente emergono? È un fatto politico, è un fatto di sostanza anche nella tua esperienza, o è così un fatto da tenere secondo te a contorno dei contenuti concreti? Ma sì, lo ritengo un falso problema, non sono quelli problemi della gente, è il lavoro, la sicurezza e dare risposte quotidiane, che è quello che ha sempre fatto Zaia. Io ho fatto che il sindaco lo portavo alle manifestazioni più importanti per rispetto della cittadinanza, ma ritengo che in questi anni e vari amministratori di centrodestra e anche di centrosinistra hanno consegnato la fascia tricolore ai prefetti, perché qui non c'è nessun rispetto delle autonomie locali, che siano i comuni, che siano le province con la riforma che ha fatto pessima Renzi, che siano le regioni con i tagli alla sanità, che siano adesso l'invio che fanno dei profughi nelle varie regioni. Dove sono le autonomie? Dov'è il rispetto anche della Costituzione? Per cui alla fine andiamo alla sostanza, soprattutto nella nostra regione, in cui c'è evidentemente una forte spinta indipendentista, perché di questa Italia così com'è non ne facciamo nulla. Il rispetto non c'è in primis da parte dello Stato. Grazie mille Montagnoli, anche perché insomma la domanda ancora me la suggerite voi, la giro al candidato del Partito Democratico Giancarlo Piva: c'è una deriva centralista nel governo Renzi o è un errore di prospettiva che fanno i leghisti o coloro che sono un po' esasperati da questa visione del mondo? Guarda, io penso che fare demagogia è molto semplice, prendersi le responsabilità è cosa diversa. Mi spiego per quello che sto dicendo. C'è un articolo della Costituzione, l'articolo 116, il comma terzo, che prevede ormai da un po' di anni, perché non è che l'abbiamo fatto, sia stato fatto qualche mese fa, prevede la possibilità
che le regioni a statuto ordinario contrattino con lo Stato un livello diverso di autonomia su tutta una serie di materie, e sono materie importanti, per esempio la formazione, per esempio tutta l'istruzione vuol dire dalla scuola elementare all'università. Ecco, questa possibilità c'è stata, questa possibilità chi voleva fare un'autonomia responsabile poteva esercitarla, Zaia non l'ha mai esercitata, se non appunto dicendo che il centralismo toglie risorse alla regione, eccetera. Ma io dico, noi facciamo una proposta molto semplice, noi vogliamo prenderci come PD e con Alessandra Moretti candidata a Presidente maggiori responsabilità. Il giorno dopo della nostra vittoria delle elezioni in Regione Veneto andremo a contrattare con lo Stato il fatto che, per esempio, sul tema dell'istruzione ci vengano date le risorse che oggi vengono utilizzate dallo Stato per garantire a tutti i veneti l'istruzione, e ce la gestiamo autonomamente. Noi questo intendiamo responsabilità, questo lo intendiamo federalismo, questo intendiamo usare le risorse che ci sono nel miglior modo possibile. Si poteva farlo anche prima, sì, Zaia non l'ha mai fatto, ha sempre parlato, facendo propaganda di indipendenza, autonomismo, eccetera. Noi parliamo di queste cose con senso di responsabilità. Ecco, però se sulla riforma costituzionale si può obiettare se queste materie sono state o meno compresse dalla riforma, i tagli agli enti locali ci sono tutti e quelli sono sostanziali. Partiamo da Montagnoli e poi andiamo a Piva su questo tema ancora. Ma no, ma è evidente, i tagli ci sono tantissimi, e mai come con questo governo Renzi, che ha fatto che il sindaco, io da 20 anni che sono in amministrazione locale, ho avuto negli ultimi 3 anni 1,5 milioni di tagli, di trasferimenti, mai nessuno governo ha fatto questo taglio. Il PD, capisco che in territorio veneto fa fatica a parlare di autonomia e federalismo, quando a Roma da sempre, io ho fatto il parlamentare nella legislatura scorsa, ogni volta boicottato tutte le iniziative di autonomia e di competenze lasciate agli enti locali. Ma anche qualche settimana fa in Parlamento una collega del PD, che era Robinato, ha presentato degli emendamenti per l'autonomia della Regione Veneto, e i deputati della Lega l'hanno votato, quelli del PD non l'hanno votato, perché le bugie hanno le gambe corte. Zaia ed è stato l'unico presidente di regione che anche in commissione a Roma sui tagli alla sanità, che il governo ha fatto passare dei tagli lineari, ha votato contro. Sempre in tutti questi 5 anni, qualsiasi iniziativa del Presidente o delle sole delegate hanno sempre tutelato l'autonomia della nostra realtà. Tra l'altro ricordiamo che qualche anno fa il Parlamento, su proposta e iniziativa della Lega, aveva approvato la devolution, che dava competenze importanti alle regioni. C'è stato il referendum promosso dal PD, e per responsabilità del PD oggi non abbiamo autonomia in Veneto e nelle altre regioni. Grazie. Per cui bisogna ricordarsi delle cose fatte. Grazie. Abbiamo anche approvato il federalismo fiscale nel governo Berlusconi, l'ultima legislatura, che poi è arrivato Monti e ha completamente cancellato, e visto che il dottor Piva è sindaco di Este, sa che l'IMU che abbiamo oggi non è quella che aveva approvato il governo precedente, che dava dell'autonomia agli enti locali. Quindi quello che noi diciamo in Veneto come a Roma è sempre sulla stessa linea. Grazie mille Montagnoli. Giro la domanda a Piva con un'aggiunta, e l'aggiunta è questa: quando ci sono dei tagli agli enti locali è successo anche con i governi Berlusconi, però c'è stata una differenza politica. Io ricordo c'erano sindaci della Lega, ma comunque anche del centrodestra, oltre che i sindaci del PD, che manifestarono contro il governo Berlusconi per i tagli al bilancio. Non mi sembra di aver visto lo stesso attivismo adesso che al governo c'è il Partito Democratico da parte dei sindaci per l'appunto democratici. È anche qui un mio errore di prospettiva, Piva? Guardi, io faccio parte del direttivo di ANCI Veneto, e quindi posso garantire che la stessa veemenza con la quale abbiamo difeso i comuni, tutti i comuni veneti di centrodestra e di centrosinistra, con i governi Berlusconi, l'abbiamo avuta nello stesso identico modo con il governo Renzi sui tagli che sono stati fatti, ma non tanto sui tagli, ma su come sono stati fatti i tagli, perché io credo gli obiettivi di finanza locale sappiamo tutti che devono essere mantenuti, e su questo credo possiamo fare pochi commenti. Il fatto è che c'è il grande rischio, e questo è un aspetto che anche noi abbiamo fortemente sollevato, che le grandi città
siano diciamo più tutelate dei piccoli e medi comuni, soprattutto i medi devo dire che soffrono ancora di più, e che da questo punto di vista quindi non si vadano ad applicare quei criteri che sono i costi standard, che sono quindi anche la possibilità vera, la capacità fiscale dei nostri comuni nella definizione di come distribuire le risorse. Ecco, quindi dico che su questo ci sono documenti alla mano dove unanimemente come ANCI Veneto abbiamo preso queste iniziative. Dopo dobbiamo dire che i tagli agli enti locali, come diceva il collega, sono stati fatti da tutti i governi, perché è più semplice tagliare dove si sa che si arriva agli obiettivi che tagliare i ministeri e all'articolazione dello Stato. Credo che questo purtroppo lo abbiano fatto tutti i governi che si sono succeduti, anche quello Berlusconi. Ecco, grazie mille. Allora, adesso abbiamo ancora 2 domande, quindi sarò un po' più severo sui tempi. L'una è quella che viene chiamata dalla cronaca, perché anche oggi c'è stato uno sbarco, anche oggi una tragedia nel Mediterraneo e l'invio di profughi in tutte le regioni, e quindi è un commento veloce che chiedo a entrambi, partendo da Giancarlo Piva. Secondo lei la Regione Veneto deve accogliere questi profughi, Piva, e se sì, come? Ma la Regione Veneto deve accoglierli perché Zaia ha firmato un impegno con il governo per accoglierne il 7,48%, e questo impegno l'ha firmato l'assessore Coletto, che era presente alla conferenza Stato-Regioni dove hanno deciso questo tipo di impostazione. E successivamente lo Stato ha anche erogato dei contributi importanti al Veneto per prepararsi all'accoglienza. E stiamo parlando di milioni di euro, stiamo parlando di 19 milioni di euro, e rispetto a questi 19 milioni di euro il Veneto non ha fatto nulla. Dobbiamo accoglierli perché l'impegno se l'è preso Zaia, non se l'è preso ecco, quindi lei sarebbe contrario all'accoglienza, Zaia che è un po' un buonista. No, io credo che noi dobbiamo, come tutte le altre regioni italiane, accollarci questa emergenza che stiamo vivendo. Se lo facciamo in maniera responsabile tutti, riusciamo a non creare emergenze particolari nei nostri territori. Dobbiamo distribuirci questo carico di emergenza. In questo momento ne abbiamo il 4,28% in Veneto. Ad arrivare al 7,28% c'è ancora strada, quindi su questo quantomeno manteniamo gli impegni che ha preso Zaia col governo. Ecco, riguardo questa cosa, io come avrete notato cerco sempre di essere il più neutro possibile in conduzione. Vi do solo questo annuncio agli ascoltatori: stasera alle 21 l'assessore Coletto interverrà proprio su Radio Padania durante il programma Quattro Ciaccole per smentire e argomentare una smentita di quello che abbiamo sentito su quello che ha detto anche Giancarlo Piva di questo accordo Stato-Regioni. Nel frattempo torniamo a Montagnoli, quindi alla Lega Nord. Come bisogna fare con il problema profughi in Veneto? Ma non è solo il problema in Veneto, il problema a livello italiano. La Lega ha un messaggio chiaro che più volte Matteo Salvini ha ribadito, che prima la nostra gente e poi gli altri. Abbiamo già una situazione pesantissima dal punto di vista economico, della tanta gente a casa, dei nostri anziani, e questa è una vera e propria emergenza che non riusciamo noi a risolvere. C'è l'Europa che sta dimostrando tutta la sua efficienza e c'è una sola soluzione, quello di fermare gli sbarchi a monte e di realizzare le tendopoli là dove prima di partire. Non possiamo accogliere migliaia e migliaia di persone, non abbiamo le risorse, non abbiamo i mezzi, sappiamo che c'è anche un rischio per la sicurezza della nostra gente, per cui dobbiamo essere coscienti della gravità, non solo noi ma anche a livello europeo, e risolvere il problema a casa loro, affondando anche i barconi, perché diciamo tutta la verità, c'è anche una grossa speculazione di gente malavitosa che organizza gli sbarchi, per cui dobbiamo risolvere il problema a monte, in Libia, in Tunisia, da dove partono, non possiamo farli arrivare qua. Grazie. E distinguiamo la solidarietà giusta di chi è in difficoltà, che è una piccola parte, perché ricordiamo che dei 170.000 clandestini del 2014 solo 4.000 erano profughi, gli altri erano clandestini che non ci devono entrare nel nostro paese, e il Veneto ha già dato e deve risolvere prima i problemi della propria gente, che sono tanti. Grazie mille Montagnoli. Penultima domanda, partiamo da Piva, ma è la stessa anche per Montagnoli, quindi sia per la Lega che per il PD. Partiamo con il PD. Tre priorità, di Alessandra Moretti per il Veneto. La domanda che faccio ovviamente a Piva del Partito Democratico. La priorità innanzitutto è il lavoro.
il lavoro, partendo da un ulteriore aiuto ai lavoratori e indirettamente alle imprese, aumentando quello che è il contributo per le imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato tramite Jobs Act, partendo quindi dal lavoro ai giovani, alle donne, agli over 50 che hanno perso il lavoro e che devono rientrare ed essere aiutati a rientrare nel mondo del lavoro. Secondo elemento, il tema della sicurezza, perché va affrontata in tutti i nostri territori, aiutando anche i comuni ed essendo vicini ai comuni su questi temi e dando risorse, cosa che non ha dato il governo Zaia in questi anni. Terzo elemento, il tema del riassetto idrogeologico. È un tema prioritario. Dobbiamo prepararci ai cambiamenti climatici che ci saranno nei prossimi anni, facendo opere e investimenti sul riassetto idrogeologico che purtroppo in questi anni sono state abbandonate, e da questo punto di vista anche in questo modo dare lavoro alle nostre imprese. Se mettiamo insieme poi anche tutto il concetto della rigenerazione urbana, cioè rigenerare i tanti quartieri che sono abbandonati o degradati nelle nostre città, dicendo anche consumo di suolo zero, riusciremo ulteriormente a sviluppare il settore dell'edilizio nel recuperare e anche abbellire e rendere belle le nostre città. Grazie mille Piva, adesso passiamo a Montagnoli, Lega Nord, anche per te priorità 3 di una riconferma di Zaia. Il tema sicuramente dell'occupazione, del sostegno delle nostre piccole e medie imprese, proseguendo nel lavoro che già sta facendo la Regione Veneto, che già sta dando dei contributi per i giovani, utilizzando maggiormente anche Veneto Sviluppo, e sicuramente la tutela delle piccole e medie imprese, visto che la nostra realtà del Veneto è fatta del 90% di queste realtà, ben sapendo che il Job Act, i dati lo dicono in maniera chiara, non ha risolto e dato nessun posto di lavoro. Secondo tema, la sicurezza. In parte per quello compete la Regione nel dare sostegno agli enti locali, ma cercando di essere veramente andare al contrasto con il governo nazionale, che ha qualche mese fa depenalizzato reati come i furti, per esempio. Per cui fare una legge e cercare di portarla avanti in tutti i modi possibili in Parlamento per modificare le pene, chi sbaglia paga, chi ruba va in galera, e secondo, sostenere i nostri sindaci che sono tutti i giorni sul campo. Terzo, è fondamentale andare avanti nel più modo possibile nel referendum per l'autonomia e l'indipendenza del Veneto, finché le tasse rimangono sul nostro territorio. Il Veneto versa 21 miliardi di tasse in più a Roma, che se rimanesse sul territorio daremo una risposta ai nostri giovani, ai nostri anziani, alle nostre imprese e ai nostri comuni. E su quei 3 punti lì noi andremo avanti con Luca Zaia, che sicuramente ha fatto bene. Allora, l'ultimissima è la domanda del fair play. Partiamo da Giancarlo Piva, che ci deve dire almeno un pregio di Luca Zaia. Ce l'avrà un pregio questo uomo? È difficile impegnarsi su questa risposta. Io credo che un pregio ce l'abbia, quello di saper comunicare bene le cose che fa. Ecco, bene, grazie Giancarlo Piva. E ovviamente bisogna ribaltare anche il discorso ad Alessandro Montagnoli. Un pregio di Alessandra Moretti non vale dire che è bella, Ci stavo già pensando. Non vale, è carina, troppo. Mi sembra una ragazza carina. Sinceramente faccio fatica a trovarne altri, ma quantomeno una bella ragazza. Va bene, dai, ci accontentiamo di questa. Vabbè, troppo poco, bella, è già qualcosa, dai, è già qualcosa. Allora io vi ringrazio entrambi e vi faccio anche un in bocca al lupo a entrambi, perché comunque siete candidati in consiglio regionale, quindi so che insomma sono giornate piene le vostre, e quindi grazie ancora ad Alessandro Montagnoli della Lega Nord e a Giancarlo Piva del Partito Democratico. Abbiamo fatto una chiacchierata sul Veneto, grazie. Grazie mille, buona padana a tutti. E questo spazio sul Veneto io lo chiudo con questa canzone, che è una canzone un po' inusuale, una canzone che viene dai Paesi Baschi, che sono un paese dove ci sono anche lì dei partiti politici che fanno dei dibattiti anche più accesi di questo. Ci sono partiti di destra, ci sono partiti di sinistra. Peccato che sia la destra, il Partito Nazionalista Basco, sia la sinistra estrema basca, quando si tratta di votare per l'indipendenza o volere l'indipendenza, sono d'accordo. E quindi io, che non ho potuto metterci del mio in questo dibattito, altrimenti avrei falsato il mio ruolo, consentitemi almeno di darvi questo spunto musicale. Questi sono i Gora e Ria ed è la canzone Negugoriak.